mare di latte e formaggio qui a Caorle, in mostra e in degustazione tutti i grandi formaggi delle DOP venete e non solo. Negli anni ormai abbiamo capito che l'incontro col turista, col consumatore è importante per far conoscere le nostre eccellenze. Siamo su un comune che è un'eccellenza, un litorale che è famosissimo, e venire qua e vedere il turista che assaggia e sceglie è una cosa comunque che dà soddisfazione a chi ha percepito che la comunicazione è importante per quello che riguarda noi veneti. Vediamo ogni anno che c'è questo bisogno di conoscere, c'è sempre più questa curiosità da parte del consumatore, da parte del turista, e noi ne siamo orgogliosi perché quando siamo partiti 17 anni fa sicuramente siamo stati dei pionieri. Il fatto che adesso abbia preso piede e sia diventato un appuntamento così usuale ci dà l'idea che se le cose vanno ripetute vuol dire che funzionano e noi continueremo a farle funzionare. Io con orgoglio posso tranquillamente pensare e dire che abbiamo i migliori casari, i migliori affinatori al mondo, che negli anni queste tecniche si sono perfezionate, l'allevatore anche grazie all'intermezzo è riuscito a produrre un latte di altissima qualità con la caseina, con lo studio della caseina, della caseificabilità della proteina, e questo ci dà il piacere di essere la regione che ha più DOP, che ha più possibilità di produrre formaggi di pregio. Voglio solo ricordare che più del 60% del nostro latte va a formaggi DOP e più del 90% va a formaggi di pregio, questo per dare un'idea di quanto il Veneto punti la qualità. Il fatto che abbiamo i casari, il fatto che abbiamo gli allevatori che producono un latte adatto alla caseificabilità ci dà l'idea che il territorio è difeso proprio perché è una filiera che parte dall'allevatore e va a finire al consumatore. Ritengo che sia fondamentale organizzare questi eventi sia al mare che in montagna per dare la possibilità ai consumatori di assaggiare e di degustare le nostre produzioni tipiche. Produzioni importanti che rappresentano un territorio. Il Veneto è un territorio molto variegato, abbiamo il mare, abbiamo la pianura, le prealpi, la montagna, e quindi in ogni luogo abbiamo delle produzioni tipiche che si distinguono. Queste manifestazioni l'associazione è da vari anni che le fa. Questa del Mare di Latte e Formaggi è la 20ª edizione, e prossimamente a fine luglio avremo la 30ª edizione della rassegna dei formaggi da grappa. Ecco, mi soffermerei un attimo perché quest'anno, in occasione di 30 anni, l'evento sarà un po' particolare, sarà un po' speciale, iniziando il venerdì con un convegno dove intendiamo valorizzare, oltre che i formaggi, anche la figura del malghese, la figura dell'uomo che rimane in montagna e che attraverso l'allevamento dei pascoli, attraverso l'allevamento del bestiame in montagna, riesce a fare alcuni formaggi meravigliosi tipo il mollacco e il bastardo del grappa. Poi proseguiremo nel primo weekend di ottobre con una grande manifestazione, giunta anche quella alla 22ª edizione, che è Casius che quest'anno si propone di portare in visione ai consumatori tutti quanti i formaggi DOP italiani, che sono quasi una 60ina, affinché il consumatore possa vedere, possa apprezzare, possa visitare l'eccellenza del lattiero caseario a livello nazionale, che è un settore importante, un settore strategico, un settore fondamentale dell'agroalimentare italiano. E devo dire che Caorle si presta moltissimo a un turismo variegato, cioè non esclusivamente un turismo balneare. Noi vediamo che spesso e volentieri a Caorle si arriva anche per qualche giorno, proprio perché poi si ha l'opportunità di visitare una località da un punto di vista, mi ripeto, ambientale e culturale di vero interesse, però ricordiamo che questa è anche una località di pesca e quindi di produzioni ittiche che poi hanno risolto nel campo della ristorazione.
E noi naturalmente cerchiamo di cogliere tutte quelle occasioni e soprattutto quella che ci dà Aprola con i produttori latte, con questa rassegna di un mare di latte e formaggi, proprio per abbinare, non solo per far conoscere, ma anche cercare degli abbinamenti e delle soluzioni anche enogastronomiche con il pesce. I formaggi sia dagli stagionati che dalla semplice casatella prodotta dall'Aprolaf e dai produttori latte regionale, è chiaro che si abbinano notevolmente. Quindi la proposta e la possibilità di chi viene a Caorle è sicuramente di visitare una cittadina balneare, ma che va fuori gli schemi di una cittadina balneare, perché qui si vive bene, c'è una residenzialità, quindi c'è un rapporto e con il residente, ma anche con i produttori. Come amministrazione stiamo investendo molto per valorizzare quello che sono i prodotti che vanno oltre il mare e spiaggia, e uno di questi è l'enogastronomia. Abbiamo creato anche assieme dei produttori locali un prodotto che si chiama tipicamente Carlotto, che va a valorizzare quello che è il nostro entroterra, che è ricco di opportunità e ci permette anche di non nelle classiche stagionalità, che sono quelle estive, di appassionare quelli che sono i nostri turisti ad altri territori, che soprattutto quello dell'entroterra. Per noi è molto fondamentale puntare sulla gastronomia, perché anche dal punto di vista della ristorazione siamo un'eccellenza.